Ha simulato un rapimento per evitare, dopo un incidente stradale avuto guidando la propria auto in stato di ebbrezza, le sanzioni previste dal codice della strada, in particolare il ritiro della patente. Con le gravi accuse di simulazione di reato e di procurato allarme, un 43enne di Nuoro è stato deferito in stato di libertà all'autorità giudiziaria dei Carabinieri del Comando Provinciale di Nuoro. I fatti sono svolti la notte del 1 aprile. Attorno alle 2:40 i Carabinieri della compagnia di Ottana hanno trovato lungo la 129, nei pressi del bivio di Rotelli, un'auto ribaltata fuori strada. A bordo non c'era nessuno, ma i militari hanno rinvenuto all'interno dell'abitacolo delle tracce ematiche. Immediatamente sono iniziate le ricerche dell'autista. Rintracciata la proprietaria dell'auto, questa riferiva che probabilmente il veicolo era stato rubato perché era stata contattata dal convivente che le aveva chiesto se fosse stata lei a prendere il mezzo. I militari hanno concentrato le ricerche sull'uomo che risultava irreperibile e lo hanno trovato alle 8 del mattino in stato confusionale con delle ferite alla testa presso il bivio per Rotelli, a pochi chilometri dal luogo dell'incidente. Portato in caserma, l'uomo ha raccontato che mentre si trovava nella zona dell'ospedale San Francesco di Nuoro, sulla sua auto sono saliti degli uomini armati che lo hanno costretto a dirigersi verso Macomer. Ma la presunta vittima del rapimento, una volta imboccata alla 129, ha accelerato e impattato volontariamente il guardrail per liberarsi dai rapitori e darsi alla fuga. I carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Nuoro hanno messo sotto sequestro l'auto, che è stata passata al settaccio dagli uomini del reparto scientifico. Inoltre hanno iniziato a verificare punto per punto, attraverso l'ausilio di varie attività tecniche, il racconto dell'uomo. Alla fine le indagini hanno dato un resoconto del tutto diverso da quello fatto dalla vittima del rapimento. L'uomo, posto di fronte alle evidenze trovate dai carabinieri, ha confessato di aver simulato il rapimento perché, dopo essersi messo alla guida dell'auto in stato di ebbrezza, ha avuto un incidente e temeva le conseguenze previste dal codice della strada. Ai carabinieri non è rimasto altro da fare che denunciare il 43enne per simulazione di reato e procurato allarme.